Parliamo di handbikers, una disciplina nuova che la Saspo di Cagliari, attiva peraltro in tante altre discipline sportive, sta promuovendo qui a Norbello. Ne parliamo con Carmelo Addaris, ben ritrovato, un grande impegno, però tanto entusiasmo e soprattutto curiosità. Ma sì, è una disciplina che diciamo che è praticata da diverso tempo, da almeno 10 anni dalla Saspo. E rientra nel contesto della promozione di tutte le discipline sportive che non solo la Saspo ma anche il CIP regionale e la FISPES stanno promuovendo nella regione Sardegna. Noi abbiamo poi un alfiere incredibile, si chiama Giovanni Achenza. Giovanni, diciamo che io lo conosco da tanti anni, da quando intraprese il percorso sportivo. Tant'è vero che abbiamo avuto modo illo tempore di provare in particolare le carrozzine da corsa, per cui lui ha iniziato con le carrozzine da corsa. Questo è stato il suo primo impatto. Poi, come di fatto capita a tutti gli atleti con disabilità, cioè prima di individuare quello che deve essere il suo percorso, o perlomeno le discipline più attinenti non solo alla sua condizione fisica ma anche a quelle che sono le potenzialità che ogni atleta è in grado di esprimere. Quindi è passato dalla corsa in carrozzina, poi ha esteso fino ad arrivare a quello che è il suo obiettivo attuale, che insomma in parte l'ha raggiunto partecipando alle Paralimpiadi, salendo sul podio. È stata una soddisfazione immane per lui salire sul podio olimpico, ma lo è stato altrettanto per tutte le persone che lo conoscono, ma immagino che per tutti i sardi e per tutti gli italiani. Grazie e quindi buon lavoro soprattutto per la promozione degli handbikers in Sardegna. Grazie a voi.